conferenza dei servizi, via libera al rigassificatore, Comune e Provincia, stravolti i nostri pareri. Gas Natural ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale per costruire il rigassificatore a Trieste. L'ok definitivo all'opera dovrà arrivare dal governo, ma certo si tratta di una decisione importante e anche non così scontata, visto il parere contrario al progetto di Comune, Provincia e azienda sanitaria. Osservazioni, quelle di questi soggetti che la Regione nella conferenza dei servizi ha valutato non in contrasto con il via libera ambientale, una decisione che non è andata giù in particolare al Comune e alla Provincia, che annunciano battaglia. Nada Ciocca. Dopo 7 ore di riunione concitata, la conferenza dei servizi ha approvato l'autorizzazione integrata ambientale per il rigassificatore che la spagnola Gas Natural ha progettato sul canale navigabile. Seduta concitata perché Comune, Provincia e azienda sanitaria durante la conferenza hanno espresso e verbalizzato le proprie perplessità tecniche in materia di rischi di salute, sugli scarichi a mare e sul trattamento dei rifiuti. Pareri negativi che però sono stati considerati non attinenti all'autorizzazione integrata ambientale, cioè il documento che definisce le regole ambientali che l'impianto dovrà seguire quando sarà a regime. Parla di preoccupante forzatura dello strumento della conferenza dei servizi da parte della Regione l'assessore comunale Laureni, che in qualità di tecnico ha partecipato alla conferenza e per domani ha già convocato una riunione con i legali del Comune per valutare i prossimi passi. L'assessore provinciale all'ambiente Zoglia dice di non aver parole dopo 35 anni di lavoro nell'amministrazione pubblica, che nel suo caso si legge proprio in Regione, e si riserva di intervenire in tutte le sedi opportune. Intanto il rigassificatore si fa sempre più vicino. L'approvazione dell'autorizzazione integrata ambientale in conferenza dei servizi evita alla Giunta regionale di doversi pronunciare sull'AIA a pochi mesi dalle elezioni. Ora la parola definitiva passa a Roma, che potrà concedere l'autorizzazione unica, e una prima riunione in merito anche con le autorità locali è prevista il 28 novembre. Rimangono però aperti i ricorsi al TAR sulla procedura di valutazione di impatto ambientale.